Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. Sulla morte di Matteo Messina Denaro è stato aperto un fascicolo di inchiesta sul modello 44 a carico di ignoti. Pende il reato di omicidio colposo. Un atto dovuto redatto dalla Procura dell'Aquila subito dopo l'autopsia sull'ex boss qualora i familiari volessero procedere per vie legali e indagare ulteriormente sui mesi della detenzione dell'ex latitante e su quanto i medici avrebbero fatto per curare il tumore al colon di cui era affetto. Il cadavere di un pastore di 67 anni di nazionalità rumena è stato trovato all'interno di un pozzo del territorio di Noto, in contrada Casale, tra Rosolini e Pachino. L'uomo potrebbe essere caduto nella cavità per salvare una pecora. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. A Isola delle Femmine invece si indaga sulla morte del sacerdote Danilo Priori, 53 anni, rinvenuto privo di vita nella doccia di una stanza d'hotel che l'uomo aveva prenotato per 3 notti. Sul corpo del prete non risultano segni di violenza. Disposta l'autopsia. I 2 minori responsabili dell'omicidio consumatosi la notte di Capodanno a Vittoria e danni di un tunisino di 30 anni sono stati condannati a 16 anni di reclusione con rito abbreviato. La sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Catania. E in chiusura il meteo, tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di domani, rimonta l'anticiclone che porterà a un alzamento delle temperature. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta arancione per rischio incendi su tutte le province siciliane. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.